Buon pomeriggio dal Carlo Castellani, bella giornata di sole, un avvio diametralmente opposto rispetto a un anno fa, quello dei toscani in testa alla classifica da soli e già con 10 punti in più in graduatoria rispetto all'avversario odierno, ancora a quota zero, ma con una gara, quella di Carpi, che deve essere portata a termine dopo la sospensione per il blackout elettrico allo stadio di Modena. Blackout sul campo e non solo, proteste per gli arbitraggi però per il Padova, che oltre a non aver ottenuto alcun punto è anche l'unica formazione di Serie B a non aver ancora segnato una rete. C'è tempo velocemente per le formazioni delle due squadre, schema 4-3-1-2 per l'Empoli con Bassi in porta, Lorini, Tonelli, Rugani, Isa in difesa. A centrocampo c'è Capitan Moro che ha recuperato insieme a Valdifiori e a Croce, il trequartista e Verdi. Le due punte naturalmente sono Maccarone e Tavano. Il Padova risponde secondo uno schema tattico 3-5-2 che prevede Colombi tra i pali, Santa Croce, Carini e Perna in difesa. A centrocampo ecco Ceccarelli, Musacci, Osugi, Ampuero e Modesto. Le due punte sono Feccesin e Pasquato. L'arbitro è il signor Ciampi della sezione di Roma 1 Studio. Lancio lungo ancora a cercare lo scatto in avanti di Santa Croce che si era portato nell'area avversaria per battere. Intanto conclusione da fuori e il gol del vantaggio ospite, il primo in campionato ad opera di Pasquato, un tiro di controbalzo che ha sorpreso Bassi, che forse ha pagato anche il fatto di essere leggermente controsole. Fatto sta che il destro di Pasquato dal limite dell'area di rigore ha sorpreso nettamente Bassi. Empoli 0, Padova 1 al 13°, il gol di Pasquato, primo gol stagionale per la formazione di Dario Marcolin. Il tutto al 13°, come abbiamo detto poco fa, a Vallone. Maccarone, l'inserimento interessante di Valdifiori che si coordina, il tiro che va a sfiorare il palo alla destra di Colombi, che evidentemente ha visto partire il tiro con un attimo di ritardo. Applausi convinti del pubblico di casa che comunque crede alla rimonta. Intanto ecco il Padova che si muove bene con Ceccarelli, passaggio per Osugi, di prima di testa per Pasquato, sta per entrare in area di rigore, chiude il triangolo con Fexigin, conclusione di poco fuori, pallone che ha davvero sibilato vicino al palo destro della porta difesa da Bassi. Padova pericoloso, una bella azione davvero da applausi della formazione ospite con conclusione di Pasquato. Bella anche la chiusura del triangolo con intelligenza, Fexigin ha messo il pallone proprio sul destro di Pasquato che però ha sbagliato la conclusione. La risposta dell'Empoli, siamo dall'altra parte, il tiro da parte del numero 20 Pucciarelli e poi Maccarone, rete del pareggio. Attenzione, il guardalinee sembra convalidare, l'arbitro invece per il momento dice sì, il gol è stato concesso, quindi rete segnata da Maccarone al minuto di gioco numero 15. Le proteste dei giocatori del Padova, poi qualcuno dell'Empoli indica appunto ai giocatori in maglia bianca che probabilmente c'era un giocatore che teneva in posizione regolare gli attaccanti della formazione toscana. Quindi col numero 7 Maccarone al 15° ha pareggiato. Empoli 1, Padova 1. Diamo la linea a Modena. Un calcio di punizione battuto da Empoli in vantaggio, ti chiedo scusa, 41° minuto, Tonelli che è riuscito di testa a superare tutti, compagni e avversari. 41°, la nuova situazione a Castellani, Empoli 2, Padova 1 a te la linea. Padova adesso costretto sulla difensiva, per meglio dire l'Empoli cerca in qualche modo di allontanare il pallone dalla propria metà campo, poi come in questo caso ci pensa Michelizze, il tentativo di servizio in profondità per Pucciarelli, c'è spazio per Tavano che sta per entrare in area di rigore, Tavano davanti al portiere, rete del 3-1, un passivo troppo pesante sicuramente per il Padova, ma la freddezza di Tavano non ha perdonato. All'ultimo minuto di recupero, 49°, partita in pratica chiusa, Empoli 3 Padova 1. Poi Diuric Scusa Modena, il finale dal Castellani, Empoli 3 Padova 1.